Ah, ok, sì. Vedete alla mia destra è open source, anche questa alla sinistra. Come particolare questa qua alla sinistra è stampata dalla stampante alla mia destra. Vi dico, una stampante open source come questa è stata realizzata grazie all'interazione di programmatori, progettisti elettronici, insomma un'intera community presente su internet che ha voluto realizzare qualcosa di nuovo e innovativo che entrasse nelle case della gente. Perché le stampanti 3D sul mercato costano cifre spropositate dai 60.000 euro in su. Loro volevano realizzare qualcosa che cambiasse direttamente lo stile di vita di una persona, perché quando la tecnologia entra a far parte dello stile di vita di una persona è lì che cambia le cose. Come diceva Nikola Tesla, se una tecnologia non è fatta per migliorare l'essere umano, allora è spazzatura. Ora sì, andiamo a vedere vai. Devo cliccare un po' troppe volte qui. Allora, cosa ci può dare una stampante come questa? Allora, con una stampante come questa possiamo avere un'indipendenza dal mercato. Infatti, tutto quello di cui abbiamo bisogno in termini di oggetti materiali, plastici, anche no, possiamo realizzarli in casa. Ossia, ci basta solo l'informazione alla base per poter realizzare il nostro oggetto. L'informazione alla base è data da un modello 3D, un modello tridimensionale, adesso posso farvi un esempio, questo fischietto. Il progetto parte dalla modellazione CAD software di questo fischietto in 3 dimensioni, con un disegno 3D al computer. Può sembrarvi una cosa difficile, ma in realtà una volta che ci prendete la mano non lo è. Volendo non è necessario che lo facciate voi questo fischietto, ma ci sono modelli su internet di tutti i tipi, addirittura su un sito potete scriverci delle cose, insomma modificarlo a vostro piacimento, scegliere la frequenza sonora e così via, poi scaricare il modello e mandarlo in stampa. Qui potete vedere alcune immagini che sono un calice per vino, degli scacchi personalizzati. Formine per biscotti. Io personalmente ho fatto delle formine per dei cioccolatini, cioè ho versato il cioccolato fuso, ho fatto cioccolatini a forma di Big Greco, insomma qualcosa di solito che non si trova in giro. Certo, con un po' di fantasia possiamo portare tutte le modifiche che vogliamo ai nostri oggetti e realizzare cose che sul mercato sono un po' difficili da trovare, però ci piacerebbe averle. Allora, continuo a cliccare su questa slide. Ecco, un altro problema della produzione di massa dell'industria è l'avere magazzini. Insomma, le cose vengono prodotte in un solo posto, che sono adesso in Cina, per esempio si producono 3 miliardi di pezzi di questo tipo, vengono stoccate in un magazzino e poi spedite in centinaia di parti del mondo per essere rivendute. Quindi abbiamo bisogno di un magazzino, di petrolio, quindi inquinamento per spostare queste merci da un posto all'altro, e poi queste merci necessitano di essere rivendute, quindi ci sarà un ulteriore trasporto dal negozio fino a casa vostra, quindi altra benzina consumata e inquinamento. Allora sì, vai avanti. Sono dettagliatissimi queste slide. Devo farlo domani. Ecco, qui abbiamo alcuni esempi di cose che ho stampato, che ho regalato un po' in giro. Infatti, il classico esempio di produzione in loco, se io posso produrre quello che mi serve, dove mi serve e quando mi serve. Non ho più bisogno di avere una scorta o comunque andare a cercare quell'oggetto. Cioè, mi serve oggi, lo costruisco oggi in un paio d'ore, con questa stampante ho il mio oggetto bello, pronto, finito e utilizzabile. Che so, se avete mai acquistato su internet, cioè dovete acquistare oggi, aspettare la spedizione, nel mentre quell'oggetto parte, viene impacchettato, parte, si consuma del petrolio e arriva a casa vostra dopo un certo tot di giorni. Dopo un certo tot di giorni io di quell'oggetti me ne potrei stampare 100. Ma è possibile questa stampanti che noi entra a casa sua? Esatto, questa è già entrata a far parte del... Sta entrando, è già entrata a far parte della vita quotidiana, perché il costo di questa stampante è dai 350 a 400 euro, è un prezzo bassissimo, infatti è una stampante 3D low cost,
E poi il fatto che si replica da sola, come potete vedere questa stampante è stata realizzata da questa. Quelle parti plastiche verdi che vedete sono state realizzate da questa stampante e queste plastiche nere sono state realizzate da un'altra stampante che io ho dovuto comprare per realizzare la prima. Facendo così, una volta che ne avete una potete realizzarne un'altra, darla a un amico che costruirà un'altra stampante e così a macchia d'olio si espande il numero di stampate 3D sulla zona e potenzialmente i mercati non avranno più bisogno di vendere fischietti, cioè, male che vanno vi possono vendere il modello 3D se non lo sapete costruire oppure ve lo regalano. Qui vediamo un sunto di alcuni materiali che possono essere utilizzati per la stampa. Il primo è il PLA, che è anche questo che sto utilizzando adesso, che utilizzo e che mi piace, principalmente perché è una plastica di origine vegetale e infatti deriva dalla fermentazione dell'amido di mais. La sigla indica polilattica acidi, acido polilattico. Come proprietà è il fatto che non puzza quando viene fusa, quindi la potete tenere tranquillamente in camera. L'odore più o meno è di pancake, insomma, niente di tossico. Poi trovate diverse colorazioni, la consistenza è più o meno vetrosa, però con un po' di fantasia potete realizzare anche oggetti flessibili, nonostante la plastica sia molto dura, però per realizzare oggetti robusti va più che bene, perché non si rompono. Poi l'ABS è un miscuglio di 3 plastiche provenienti dal petrolio, ha interessanti proprietà di elasticità, quindi resistenza all'impatto molto più del PLA, però dal petrolio, questo a me non piace, però è un buon materiale per applicazioni ingegneristiche, comunque da non scartare, perché anche è riciclabile, quindi potenzialmente potremmo usare sempre lo stesso ABS, cioè utilizzarlo, riutilizzarlo invece di buttarlo a mare o metterlo nelle discariche. Sì, esatto, un po' di odore lo fa, quindi non ve lo consiglio di tenerla in camera se volete stampare in ABS. Il nylon, un altro capitolo a parte, io ho fatto delle prove di stampa in nylon, è possibile realizzare oggetti completamente flessibili, come cover per cellulari, custodie. L'unico problema del nylon è che durante la fusione emette acido cianidrico, quindi necessita di capo aspirante e potenzialmente un abbattitore di fumi o un catalizzatore che non permetta l'emissione in atmosfera di questo composto tossico, quindi ho sospeso la stampa finché non si trova una soluzione. Il nylon lo trovate comunemente nei fili da cespugliatore da 3 mm, quelli senza aggiunte di composti in alluminio, va perfetto, quindi il costo è anche basso, quindi io ho voluto provare con quello appunto per il prezzo basso. Poi altri materiali, abbiamo dei ragazzi che hanno creato questo Linewood D3, praticamente un miscuglio di resine e polveri di legno che rende il legno stampabile. Infatti, cambiando la temperatura di estrusione si possono ricreare le venature del legno. Infatti vedete i pezzoli, le diverse colorazioni, più aumenti la temperatura di estrusione più il legno escurisce, in modo così da avere anche un po' di creatività nella costruzione del pezzo e si può ricreare un finto legno. Che cosa? Somiglia al fruciolato così? Sì, sembra sì, una sorta di fruciolato, infatti c'è polvere di legno mischiata con resine. Poi altri materiali di stampa sono argilla e cioccolato. Qui ho portato un estrusore che è stato disegnato per il cioccolato, e c'è una vite, una coclea che spinge il cioccolato fuso all'estrusore, qui entra dell'aria calda che esce nel cunicolo attorno, il cioccolato va da questa parte che viene fuso dall'aria calda e così può essere spinto di sotto. Questo estrusore può essere benissimo montato in questa stampante, infatti la cosa bella è che si può stampare qualsiasi materiale, basta, qui si vede meglio, basta cambiare questo pezzo qua, che è l'estrusore, mettere qualcos'altro, infatti qua ho messo un motore per far girare la coclea e si può stampare con un altro materiale, senza dover comprare un'altra stampante che fa, quindi con questa potete stampare plastica, dolci, cioccolati. Si autoaggiorna. Esatto, per non parlare di stampare le modifiche e così via. Vai avanti. Scusa. Allora, Adesso l'argilla invece come... Stessa cosa, l'argilla, gli estrusori per argilla sono tipicamente a siringa, viene caricata una siringa con dell'argilla e poi aumentando la pressione dell'aria si estrude. C'è un sensore di pressione nell'estrusore per monitorare quanta argilla viene espulsa e si estrude l'argilla così, quindi ci sono... Non è questa da trovare. No, può essere montata anche qua. Cioè io posso
posso montare la siringa col cilindro pneumatico su questa stampante e stampare in argilla. Cambi la terzina. Esatto. Ci sono degli artisti che proprio disegnano dei vasi in 3D al computer, li stampano in argilla, li cuociono e hanno il loro bel vaso disegnato e stampato in 3D. Un'altra applicazione che credo diventerà open source a breve, qui si tratta di una soluzione commerciale, è la stampa in metallo. Ci sono due modi per stampare in metallo. Serve proprio esprimere l'alto potenziale della stampa 3D una volta che si raggiungerà ad avere questo in open source. Quindi i principali modi di stampare in metallo sono o avere una vasca con delle polveri, quindi viene depositato uno strato di polveri e un laser fonde le polveri, quindi il metodo di stampa è quasi uguale a quello di queste stampanti. Funziona strato per strato, viene depositato strato di polveri, viene fuso, un altro strato di polveri, viene fuso fino a completare tutto l'oggetto. Man mano il piano si abbassa in modo da avere la vasca di polveri che scende e la stampa sempre allo stesso livello. Invece un altro modo, provo a cliccare su no, non c'è. Un altro modo è quello, la deposizione diretta sul piano, ossia c'è il laser centrale che focalizza l'energia in un punto, due getti di polveri di metallo che mandano il materiale in fusione in quel punto e così si realizza l'oggetto strato per strato, fondendo il materiale direttamente sul posto e creando l'oggetto senza la vasca di polveri. Qui possiamo vedere era una microstruttura creata con la stampa 3D con precisione al nanometro, infatti si possono creare strutture molto precise e porose. Pensate che ai dissipatori. Il principio del dissipatore è avere la maggior superficie possibile per dissipare il calore. Con una superficie del genere si può dissipare una quantità enorme di calore, quindi pensate alle possibili applicazioni, dissipatori per processori e così via. Allora, quindi, ci sono un paio di immagini. Allora, con questa stampante, oltre alla bellezza di creare oggetti personalizzati, si possono creare pezzi di ricambio. Ossia, vi si è rotto il frullatore col pezzo plastico, quell'ingranaggio che è stato messo lì e progettato perché dopo 8 anni si deve rompere. Voi prendete, ridisegnate quell'ingranaggio, lo stampate, lo sostituite. Voi avete recuperato un frullatore che potenzialmente poteva andare in discarica, inquinare e creare un danno all'ambiente. Io ho portato qua un esempio. Questa era una rotella di scorrimento di un armadio che si è rotta. Allora l'ho ridisegnata e ristampata. Questa è perfettamente uguale a quella di prima e funzionante. Potenzialmente tutte le volte che si rompe un pezzo noi possiamo andare a ristamparlo. E poi una volta che avete il modello 3D potete pubblicarlo gratuitamente su internet, chiunque abbia avuto quel problema prende, si scarica il modello e se lo stampa. Quindi avete anche alleggerito il lavoro da parte di chi subisce il danno. Guardate, in alto lì alla mia sinistra avete la Filabot, che è uno dei primi prototipi di macchinari open source in grado di riprodurre il filamento plastico di stampa. Quindi potenzialmente, che so, avete fatto una stampa uscita male, riducete in pellet di nuovo, tagliuzzate, sminuzzate quello che è uscito male, ributtate lì dentro e vi ricrea questo filamento qua. È stata costruita anche per abbassare i costi di stampa, perché avendo una stampante da 350-400 euro non possiamo andare a pagare 20, 30, 40 euro al chilo la plastica, ma siccome industrialmente il pellet costa 5 volte di meno, con questa possiamo comprare direttamente il pellet, costruire il filamento e poi utilizzarlo per stampare. Quindi imbobinatrice. Questo è uno degli avvenimenti di pochi giorni fa. Un uomo di 83 anni ha inventato un macchinario molto simile alla Filabot che riesce a entrare nei costi di $250, quindi per $250 lo costruite e potete estrudere 1 chilo di filamento nel giro di un giorno. Quindi vi parlo per esperienza personale, con 1 chilo di filamento ci fate un sacco di cose, ci escono 3 stampanti oppure un bel po' di questi oggetti qua. Diciamo che la spesa per averla in funzione, ovviamente ti servirebbe il Filabot e la stampante si aggira sui 500-600 euro. Sì, ma potenzialmente potete anche comprarlo questo, non c'è bisogno, però se volete proprio l'indipendenza dal mercato anche del filamento, oltre che quello degli oggetti domestici di consumo, costruendo questo macchinario qui
ce l'avete. E potenzialmente potete anche riciclare il petto delle bottiglie, qualsiasi plastica pulita. Ah sì, qui vabbè c'è. Allora, qua ho avuto questo lettore, mi è stato regalato senza la batteria. Io cosa ho fatto? Avevo una batteria di Nokia che con i pin corrispondeva per l'alloggio del... Faccio vedere. Mi sono dimenticato di disegnare l'aggancio per... Guardate, aveva i pin che corrispondevano con quelli della batteria, però come dimensione non ci stava. Allora cosa ho fatto? Ho preso le misure, sono andato a 3D al computer, ho disegnato il pezzo che mi serviva per riempire gli spazi, in modo che io posso usare una batteria di Nokia sul lettore Samsung e niente, questo lettore continua il suo ciclo di vita. Io non ci avevo mai pensato. Può continuare il suo ciclo di vita perché la batteria per questo lettore non so perché è diventata introvabile, quindi mi sono dovuto arrangiare. Non sai perché? Chissà perché. Vabbè. Ovviamente con questa stampante, che so, pensate di darla a vostro figlio, a un bambino. Voi sapete che la creatività dei bambini è molto più degli adulti, come per esperienza. Un bambino potrebbe fare, che so, disegnarsi sui giocattoli, insomma, potrebbe creare un sacco di cose con questa stampante. Pensate che se si utilizzasse nelle scuole, dalle elementari, un oggetto del genere. Allora, qui ho portato alcuni esempi per quanto riguarda non si possono stampare solo oggetti per il consumo umano. Qui vedete una conchiglia per un paguro stampata in PLA e un abbeveratoio per tartarughe che utilizzano bottiglie di plastica. Ecco qua, qui ho portato alcuni esempi di dove trovare i modelli 3D. Questo sito, che è giudico il più ricco, è stato fatto dalla MakerBot, quindi Thingiverse. Qui trovate migliaia di modelli 3D già fatti, basta cercare quello che vi serve. Vi serve un fischietto, scrivete Whistle, vi serve un ingranaggio, scrivete Gear, vedete un po' quello che c'è disponibile, scaricate il modello che vi serve. Ultimamente ha aggiunto anche un'altra opzione che permette di modificare gli oggetti in tempo reale, che sono MakerBot Customizer. Voi entrate nel vostro oggetto, che sono il fischietto per esempio, potete decidere la dimensione della cassa armonica del fischietto, se fare un foro al centro, se mettere una scritta e così via. È stato fatto un concorso per questo, in cui ai vincitori è stata data una stampante 3D. Sono stati premiati tre concorrenti, uno per la creatività artistica, infatti ha disegnato un carillon personalizzabile. Cioè voi entrate nel modello da modificare, vedete quale musica volete e poi vi stampate il carillon. Adesso questa immagine non è aggiornata se non c'erano in home. Prego. Questo è un altro sito preso tra i risultati di Google, GrabCAD, dove trovate anche qui un sacco di modelli 3D di oggetti reali. Quella è una macchina vera? Sì, quella è una macchina 3D, dove ti scarichi lì dentro, c'è già tutto, c'è il vano motore, puoi smontarlo, c'è... No, per dire, ti stampi una macchina, però ti serve un pezzo di quella macchina, tu hai quella macchina, ti si è rotta, che so, la ventola in plastica del radiatore, prendi da lì e te la stampi. Ecco, qui c'è proprio, non c'è il modello in quei due siti là, scrivete 3D model su internet e vi apre un intero ventaglio di possibilità. Passiamo al tema biologico. Allora, esistono stampanti 3D in grado di stampare, in grado di stampare organi umani. Infatti è già stata trapiantata una vescica di rene, partendo con lo stesso principio di stampa, con alta precisione, dalle immagini della risonanza magnetica 3D del paziente, si può stampare un organo, partendo da cellule staminali, strato per strato, con alta precisione, completamente compatibile, quindi senza rigetto perché parti dalle cellule staminali del paziente, e funzionante.
Wow. Ecco, se questo ancora è in fase sperimentale, sono stati già fatti degli esperimenti, però ancora non è entrata nella vita di tutti i giorni, come diciamo, però pensate se viene alimentata la ricerca, quindi vengono dati più finanziamenti in questa ricerca qua, presto potremmo stampare gli organi di cui abbiamo bisogno senza stare lì in lista d'attesa per anni e magari morire senza avere un trapianto in tempo. Soprattutto per organi la cui reperibilità è molto scarsa, tipo un cuore o cose simili. Senza problemi di rigetto. Esatto, senza Quando fai problemi il di trapianto rigetto. poi sei condannato a vita a usare i Sì, ma farmaci. le case farmaceutiche che vendono i farmaci ondeggiati una cosa del genere non portano. Esatto, Sì, in un sistema di mercato. c'è da fare che le industrie farmaceutiche devono vendere i farmaci antirigetto Si metteranno cosa. e lì vai lì. Vedremo come il progresso tecnologico non lo ferma nessuno, quindi uno dei due deve cedere. Soccombe. Esatto. Vengono stampate delle ossa, questo già da parecchio, gli impianti ossei vengono fatti con la stampa 3D e sono completamente compatibili perché si può fare un sistema poroso, come quelle microstrutture che vi ho fatto vedere prima, in cui le cellule del tessuto osseo possano entrare dentro l'impianto e sostituirlo completamente, quindi si crea un ambiente in cui possano crescere le cellule ossee dell'organismo. Quindi che so, quell'osso non può essere, hai una frattura talmente messa male che non puoi riparare quell'osso, rifai l'impianto osseo e con un'operazione chirurgica innesti quello, le cellule degli ossi vicini cresceranno dentro questo impianto. Sei sicuro? Sì. No, sono state fatte, il 90% di un cranio umano è stampabile. Beh, ti mettono adesso. Sono state già fatte, sono state già trapiantate. Meglio così. Sono state già trapiantate delle placche ossee del cranio e così via. Ecco qua. Alcuni ricercatori dell'Università di Pennsylvania con una repra, con una stampante del genere, lavorando con dello zucchero fuso, hanno tenuto in vita dei tessuti vascolari all'interno delle strutture create. Ossia sono state create prima delle strutture con zucchero, immesse delle cellule staminali e fatto scorrere del sangue all'interno, si è creato il tessuto vascolare e è stato tenuto in vita dalla struttura. Al MIT si stampano dei robot che possono andare in zone impervie in cui l'uomo non può. Pensate nelle esplorazioni, ma anche robot che possono andare in circolo nel sistema sanguigno umano, insomma, micro robot che vanno lì a scoprire dove se c'è un'occlusione in un'arteria o così via. Ecco qua, per quanto riguarda l'edilizia, possiamo vedere, cliccando la Villa Acerbo. Questa casa è stata costruita in sole 4 settimane, sono 2 piani. In 4 settimane una stampante 3D di dimensioni notevoli ha costruito questa casa usando materiali per edilizia, sempre con la tecnica della stampa strato per strato. C'era anche la moglie dentro. Però potenzialmente si possono stampare già la casa con i mobili e le finestre. È costata più la stampante che la casa. Ma potenzialmente poi queste case possono essere case in serie. Se in 4 settimane si crea una casa, per fare una casa così non ci vogliono 4 settimane con i metodi grezzi. Poi massimo una macchina la rimetti in una stampante. Esatto, c'è un dispositivo che si chiama Pacman che proprio demolisce i residui di vecchi edifici e crea del nuovo materiale per fare altre case, mischiandolo con opportuni collanti. Questo invece, clicca un'altra volta, questo è all'interno di un gazebo di 7 metri che è stato realizzato per test in California, si chiama dei radiolari, con la stampa 3D. Quindi strato per strato sono riusciti a creare tutte queste strutture interne che se voi lo chiedete a un architetto perché evitano quelle strutture, perché sono difficili da fare. Di solito si privilegiano gli angoli retti, comunque le strutture semplici, altrimenti incasinate la vita di chi deve costruire quella casa. Con la tecnica del 3D printer, mediante la semplificazione del modello 3D in un modello 2D, qualsiasi struttura può essere realizzata senza alcuna difficoltà. Qui vedete uno dei prototipi mentre stampa a muro.
Il muratore, guarda. Esatto, il muratore sarà quello, un computer, un muratore che stampa un'intera casa. Un intero quartiere. Ma così si stanca molto l'operaio. Sì, infatti, mentre può giocare a carte. Ecco, adesso siamo all'ora di una terza rivoluzione industriale. Non si sa. Vedremo. No, io grazie. Quindi sulle possibilità che ci offre la tecnologia a livello sociale credo che non ci siano più dubbi, cioè quello che l'ingegno umano riesce a creare è sotto gli occhi di tutti. Noi tutti ogni giorno utilizziamo un qualche cosa che può essere anche solo una penna, che è un'invenzione che da un certo punto di vista aumenta le capacità dell'essere umano e gli permette di fare cose che prima non poteva fare senza quella tecnologia. Quindi a noi piacerebbe costruire una società in cui l'uomo e l'ambiente siano al centro dell'economia e del pensiero anche. Il problema è che siamo in una società che queste cose per ora non le permette, quindi il problema principale di fondo è come facciamo a tendere a un tipo di società che sia orientata più sull'uomo e l'ambiente a partire da questa realtà che abbiamo adesso. Perché se, ad esempio, se dovessimo trovare un ipotetico pianeta identico alla Terra, probabilmente affronteremmo la colonizzazione di quel pianeta con un metodo scientifico, sicuramente non riproporremo il modello che abbiamo adesso noi qui. Che non è vincente. Però, siccome questo pianeta non esiste per ora, siamo qui, è sempre quel puntino immerso nell'universo e dico, come facciamo noi oggi a tendere verso quel sistema? Quali sono i passi che dobbiamo fare?